Buona giornata cari telespettatori, in compagnia di Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto, grazie di essere qui con noi, direttore. Grazie a voi. Affrontiamo un tema di estrema importanza e di grande attualità. Cerchiamo di darvi delle spiegazioni perché poi giustamente alcuni se ne accorgono pagandolo sul proprio portafoglio, altri leggendo i quotidiani. Il Mattino di mercoledì 23 gennaio intitola alla pagina 21 Bus Italia, biglietti più salati del 10%. Questo è quel che riguarda il trasporto pubblico nella città di Padova. Una stangata vera e propria con l'inizio dell'anno, tra le tante poi che i cittadini devono assommare. Nuove tariffe sono state decise una settimana fa dalla giunta provinciale accogliendo la richiesta della società e sono variazioni rilevanti. Per andare da Padova a Piave di Sacco per esempio da 2,70 € a 3,10 €. Sembra poca cosa, però in realtà sappiamo che va a pesare sulle tasche delle fasce più deboli della popolazione, pensionati, famiglie che hanno studenti, pendolari, insomma chi se lo può permettere va in macchina, lo sappiamo bene, e in signore macchine, invece chi non se lo può permettere usa il trasporto pubblico. E a fronte di una situazione che non si comprende bene, noi vogliamo parlarne appunto con il nostro, chiamiamolo il nostro esperto, perché ci sono diverse questioni che riguardano il trasporto. Periodicamente ci ritroviamo, e adesso con grande frequenza, perché non se ne viene a capo. Ma allora cosa sta succedendo? E perché non è stata preannunciata questa manovra, questa azione nei confronti dei cittadini, degli utenti? L'intervento della ex SITA, ora FS Bus Italia, che ha il servizio di trasporto extraurbano a Padova, urbano ed extraurbano nella provincia di Rovigo, arriva un po' più tardi rispetto a quello che è già successo per i padovani e per i veronesi o i trevigiani e anche i vicentini, che hanno già avuto il loro aumento. Un aumento dovuto al fatto che la Regione Veneto ha tagliato i fondi destinati al trasporto. Ecco, questo in che logica rientra? Perché la Regione ha deciso di tagliare questo? Ricordiamo un attimo quali sono gli elementi prodromici, magari non tutti ne sono a conoscenza. Negli ultimi 2 anni, negli ultimi 2 esercizi, 2011 e 2012, la Regione Veneto ha tagliato complessivamente 30 milioni di euro che mancano alle casse delle aziende di trasporto pubblico locale. E quando parlo di trasporto pubblico locale, qui è bene anche una puntualizzazione, se mi permette. Stiamo parlando di aziende a capitale pubblico e stiamo parlando anche di aziende a capitale totalmente privato, perché le battaglie che facciamo come Confservizi Veneto, rappresentiamo il 95% del mercato con le aziende a capitale pubblico, ma l'altro 5% gode ugualmente dei fondi regionali, perché altrimenti il costo dei biglietti sarebbe così elevato anche per le aziende private che andrebbero fuori mercato. Okay? Questo sia chiaro, cioè, noi facciamo delle battaglie per il trasporto delle persone, certo, sia che siano aziende private sia che siano aziende pubbliche. Lo facciamo perché abbiamo le spalle un po' più grosse, quindi lo facciamo per le aziende pubbliche, però i documenti, guarda caso, vengono controfirmati e co-firmati anche dalle associazioni private, dalla CNA anziché dagli industriali, da Confindustria, quindi sostanzialmente abbiamo il supporto alle spalle anche dei privati. E il fatto di 30 milioni in meno che mancano nelle casse di queste aziende fa sì che scattino degli aumenti sui biglietti. E ancora non è finita. Ahia, quando mi dice ancora non è finita c'è da aspettarsi il peggio, perché ogni volta che l'ha detto poi arrivava una batosta. Perché? Perché comunque i conti non tornano. I conti non tornano e nonostante che nel Veneto le aziende recuperino con i biglietti
il 45% del costo di non gestione. è poco, perché rispetto ad altre città, in altre regioni, c'è un recupero veramente minimale, c'è quasi un pro forma. Assolutamente, nel senso che a livello, la media nazionale di recupero con il biglietto è del 25%, il che vuol dire che ci sono regioni in Italia, e adesso qui non è tanto essere leghista o non leghista, che non c'entra niente, no, qui non facciamo politica in questo momento, campagna elettorale, esatto. Quindi non mi voglio addentrare, ma sono i fatti e sono i numeri che parlano. Da Roma in giù la copertura del biglietto del trasporto copre tra il 15 e il 20%. Ecco, ma allora, in una situazione del genere, qui copre la metà, più o meno la metà, lì copre, vabbè, un quarto sì e no. È mai possibile che qui la regione si trovi in questa situazione? Allora c'è una mala gestione, cioè non ha gestito bene, che cosa è successo? O qui si attiene a quello a quelli che non vuole fare debiti, non vuole farne ulteriori, e lì invece chi se ne frega, andiamo avanti così, tanto c'è Pantalone che poi paga, cioè lo Stato che poi con i nostri soldi va ad appianare certe situazioni, perché qualcosa non è chiaro, insomma. No, l'aberrazione sta nel fatto che i trasferimenti dei fondi avvengono attraverso i meccanismi dello storico. Quindi chi più ha speso e più ha avuto più solito discorso. Come al solito, quindi chi più spende, chi più spreca, più riesce ad avere di ritorno soldi dallo Stato. Quindi le regioni virtuose vengono ulteriormente penalizzate per coprire debiti che vengono fatti in altre parti d'Italia. Io credo che questa non sia la solidarietà vera che chiediamo che ci sia a livello nazionale, perché è giusto che la gente si muova col mezzo pubblico sia a nord che a sud d'Italia. I mezzi campani anziché siciliani sono comunque dei mezzi pessimi. Lo dico, sono anche aziende pubbliche, quindi vado contro il settore che rappresento, lo rappresento in Veneto, non lo rappresento a livello nazionale, però mi confronto con i miei colleghi di altre regioni, i servizi che ci sono giù nel meridione sono dei servizi pessimi e tra l'altro pagati dallo Stato in modo molto profumato. E vengono pagati con fondi che vengono tagliati alla regione, in questo caso alla nostra regione Veneto. Quindi le cose non vanno tanto bene. E a questo punto che cosa si prospetta? Perché poi la regione avrà fatto i suoi bilanci, avrà messo in conto delle cifre da destinare, a parte per appianare il debito, perché se non sbaglio avete vinto anche una causa, no? Quindi... Sì, ci sono due livelli di responsabilità. Abbiamo visto quella dello Stato a livello nazionale, come fa transitare i soldi da una regione all'altra. A livello regionale invece siamo di fronte a una presenza in cui la regione ha i soldi dello Stato in cassa, però non vengono messi nel capitolo giusto, nel caso specifico, nel capitolo del trasporto pubblico locale. Di conseguenza c'è stato nel 2011 un taglio di quasi 15 milioni, sono 14 milioni 900 e rotti euro, più altri 15 milioni in meno nel bilancio 2012. Noi abbiamo fatto due ricorsi al TAR, poi c'è stato l'appello anche al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato l'ha rimandato al TAR, stiamo vincendo le cause, l'ultima l'abbiamo vinta poco più di una settimana fa, non solo. Il Presidente del Tribunale si è anche riservato di mandare una denuncia al Presidente del Consiglio regionale per omissione dati d'ufficio, in quanto non ha convocato il tavolo di concertazione per quanto riguarda la conseguenza del taglio, perché stiamo parlando di un contratto che c'è tra regione, enti locali e aziende, che non viene rispettato.
Infatti io qua lei ha detto enti locali, infatti io qui leggo nell'articolo, proprio mi metto dalla parte del cittadino che poco ne sa dei meandri o comunque non molto, e qui si parla che nella giunta provinciale l'aumento è stato deliberato il 16 gennaio. Che cosa c'entra a questo punto la provincia? Perché allora entriamo anche ad altri enti, come lei diceva, quindi c'è una corresponsabilità. Noi sostanzialmente abbiamo fatto un ricorso alla magistratura in nome e per conto degli enti locali che sono i proprietari delle aziende. Perché il meccanismo è questo: la Regione i fondi li dà al comune o alla provincia, a seconda se stiamo parlando di un servizio urbano o extraurbano. Poi comune e provincia girano i soldi alle aziende. Ecco perché è la provincia che poi, o il comune che deve decidere se aumentare o meno le tariffe. È la regione, è la provincia o il comune che decide tagliamo qualche linea, qualche servizio. Lo farà ovviamente in concerto con la propria azienda, perché poi c'è un problema di carattere organizzativo, ma i fondi dalla regione arrivano ai comuni e alle province. Quindi, i quali li girano a loro volta alle aziende in cambio dei servizi che vengono erogati. C'è un passaggio in più, diciamo, i fondi potrebbero arrivare direttamente alle aziende, però passano attraverso le mani del proprietario dell'azienda. Certo. Chiarissimo. Allora, vediamo di affrontare anche altre questioni, perché fossero solo queste, già sono abbastanza, ma ce ne sono diverse. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo con voi. Eccoci qua, siamo sempre con il direttore di Confservizi Veneto, Nicola Mazzonetto. Direttore, quindi chiarito questo aspetto, poi stavamo chiacchierando anche un po' fuori onda, bisogna sempre ricordare che purtroppo c'è stato, come anche si sottolineava qui nell'articolo, un aumento del gasolio, delle polizze assicurative, della manutenzione degli autobus. Ci sono stati diversi fattori che alla fine hanno giocato in questo discorso generale. Cioè vengono trascurati, però poi alla fin fine se ne paga tutto il prezzo, ed è purtroppo un aspetto di cui non si tiene conto tante volte, no? Certo, tutti chi ha una macchina a casa sa bene che una polizza assicurativa quanto costa, con la compagnia assicurativa non riesci a contrattarla, quello è il prezzo, prendere o lasciare, però non puoi circolare, quindi l'assicurazione la devi pagare. Quando vai dal benzinaio, quello è il prezzo della benzina, del gasolio. Sappiamo tutti che ci sono stati degli aumenti e quindi di conseguenza le nostre aziende sono nelle condizioni in cui ci sono dei costi che non possono essere contrattati, che sono quelli del gasolio e quelli delle assicurazioni, e sono aumenti del 20% per le assicurazioni e 25% per quanto riguarda il gasolio, che non possono essere tagliati. E a questi ci mettiamo 30 milioni in meno che arrivano nelle casse ed è chiaro che è il cosiddetto uovo che cade per terra e si fa la frittata. Assolutamente. Andiamo a vedere anche le altre questioni, perché poi voi avete fatto un comunicato anche molto importante rivolto agli organi di informazione, di stampa eccetera, di un incontro in regione relativamente all'acqua, all'ambiente e un tavolo di concertazione. Che cos'era? Qual era la determinante importanza di questo? Abbiamo trovato una grande disponibilità da parte dell'assessore regionale Maurizio Conte, che ha le deleghe all'ambiente, al ciclo integrato dell'acqua e anche dell'energia. Abbiamo avuto questo incontro nella nostra sede, con il quale abbiamo affrontato questi tre temi che sono particolarmente temi sensibili al territorio, ma a tutti quanti noi, perché l'acqua del rubinetto la usiamo tutti i giorni,
perché i rifiuti li produciamo e li vediamo smaltire tutti i giorni, perché l'energia, se prodotta in una determinata maniera o nell'altra, ha degli impatti ambientali diversi. Si parla molto di energie alternative, quindi ci sono ovviamente delle tematiche che ci coinvolgono tutti 24 ore su 24. Sono 3 settori in grande riordino. Ci sono gli ambiti territoriali che devono essere ridefiniti, sia per quanto riguarda i rifiuti che per quanto riguarda il ciclo dell'acqua. È una cosa strategica perché sono gli organi poi di controllo sul territorio di chi di chi gestisce, quindi certo, chi controlla quindi le aziende che operano sul territorio, quindi le aziende dell'acqua, del gas. Perché voi non fate solo trasporti. Quindi... No, noi come associazione rappresentiamo tutti quanti i servizi di pubblica utilità, esatto. Quindi non solo i trasporti, ma l'acqua, ma anche la raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma anche l'energia, il gas. Abbiamo anche le ATER, quindi sostanzialmente abbiamo quasi il ciclo completo della vita quotidiana. Perfetto. E con questo tavolo di concertazione tra Regione Veneto e Conservizi daremo all'assessore la sintesi da parte dei cosiddetti, chiamiamoli desiderata, ma dei consigli che ci permettiamo di dare alla Regione sul come riorganizzare sul territorio i servizi. Poi perché vogliamo aumentare la qualità dei servizi e vogliamo che questi servizi a una maggiore qualità ci sia, finché è possibile, ma contenere i costi, quindi far sì che le bollette non crescano, ma possibilmente anche ridurle, anche se in questo periodo sentiamo molti proclami elettorali. Ecco, noi diciamo vogliamo aumentare la qualità dei servizi a pari bolletta. Poi certo, se riusciamo a diminuirle meglio, però ad esempio sui rifiuti una TARES, esatto, stavo arrivando proprio a bomba su quella domanda. Una TARES non la decidiamo noi, non la decide no, le aziende, non la decide neanche la Regione, ci arriva questa cosa a livello nazionale ed è un'imposta che è una tassa, perché è ritornata ad essere una tassa sui rifiuti, che così calcolata avrà un'incidenza nelle famiglie, un'incidenza media che oscilla tra il 10 e il 15% in aumento, e sulle attività produttive avrà un'incidenza che oscilla tra il 35 e il 40%. È una enormità, che alle nostre aziende non ritorna. Non ritorna perché in questa tassa vengono aggiunte tutta una serie di voci che vanno ben al di là della raccolta e del costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Perché questo è quello che dovrebbero mettere poi a bilancio i comuni quando dicono voglio questo servizio. Beh, il servizio è raccolta dei rifiuti e smaltimento in discarica oppure in termovalorizzatore, certo. Comunque smaltimento deve essere, ok? Ma se dentro a quella voce ci aggiungo altre voci extra, oppure innesco anche dei meccanismi di calcolo sui metri quadrati, su tutte quanti un meccanismo che mi fa lievitare il gettito, certo. per le casse, ma il prelievo dalle tasche dei cittadini, non ne veniamo fuori, anche perché alle aziende non c'è ritorno. Infatti, ma a questo punto anche voi potreste avere una presa di posizione in questo senso, perché non ne avete un vantaggio, anzi potrebbe forse anche andare a ledere certe situazioni, tra l'altro, dove perché la quota che deve andare diciamo, in tassa vera e propria non va certo al servizio. No, infatti il rischio qual è? Il rischio sarà che sempre più ci saranno i cittadini furbi
ma tra virgolette, che butteranno i loro rifiuti lungo i fossi, lungo le strade e di conseguenza le nostre aziende si troveranno con minor rifiuti da smaltire, quindi con impianti che andranno sotto produzione e quindi con dei danni veramente di gestione. Ecco, perché dice ci saranno i cittadini furbi? Perché tanto comunque devono pagarla no, perché uno dei meccanismi per il calcolo di questa tassa è anche la pesatura. Cioè il cittadino paga anche sulla base di quanto rifiuto pesa. Non lascia i metri quadri. Per i metri quadri, ma il rapporto è anche sul peso, tant'è che molte aziende, ma qui intervengono anche gli ambiti che avranno un compito molto importante su questo, che si dovranno dotare di cassonetti intelligenti, cioè di cassonetti e di bidoni che avranno o il microchip, che avranno quindi ogni cittadino avrà una sua tesserina con la quale c'è il deposito del sacchetto che viene automaticamente pesato e si sa che hai oggi conferito un sacchetto per un tot chili di. E quindi è un meccanismo molto complicato che si aggiunge a quello delle raccolte differenziate, che vuol dire ovviamente creare dei sistemi anche sofisticati di controllo. Di conseguenza, se si andrà ad applicare questa tassa, con questi cassonetti che si aprono soltanto se hai la tessera magnetica che ti viene data per la pesatura, eccetera, cosa fa? Un sacchetto sì e due lo butto da qualche altra parte. Un disastro, vero? Ma è ovvio, cioè, a questo punto sta solo non è più giocare sull'educazione della persona, sul senso civico, eccetera. Vorrei anche ledere un aspetto economico di non poco conto. In un periodo difficile, purtroppo, ma questo sistema non può innescare fenomeni di discariche abusive. Sì, il rischio è proprio questo, che troveremo lungo le nostre strade, lungo i nostri fiumi, le rive, sacchetti di immondizie, ma cosa che già vediamo, ma che saranno sicuramente in aumento. Che cosa succede? Succede che le aziende si dovranno attrezzare attraverso la collaborazione con la Polizia Municipale di telecamere per presidiare con questi strumenti, per vedere chi lungo le strade ci sono strumenti che sono già in uso in alcune aree, anche come a livello di associazione abbiamo delle richieste per cercare chi produce questi sistemi informatici e di controllo. Stiamo valutando anche gli aspetti legali, perché c'è un problema di privacy da tutelare, però sarà inevitabile che ci sia un occhio di falco che ci segue anche per i rifiuti. Cioè diventa una cosa paradossale, veramente siamo in uno stato, inutile nasconderlo, altro che democrazia questa. Ma soprattutto quello che io mi pongo, adesso andiamo anche in pubblicità, come questione, a parte questo discorso delle eventuali discariche abusive che possono sorgere per un momento di povertà, tutto può succedere e chi ci governa non se ne rende conto, ma se il Veneto civile, la Lombardia civile, Emilia Romagna, se ci sono delle regioni anziché Friuli o il Trentino, però lasciamo stare che sono regioni a statuto speciale, quindi altro sistema e comunque ci sono altre agevolazioni, ma nelle regioni dove l'inciviltà è già regna sovrana e dove succede quel che succede, Napoli che si trova con i rifiuti sopra la testa anziché Roma, eccetera, ma che cosa faranno? Cioè allora lì che cosa si prevede? Perché questo è un provvedimento appunto non federale, non territoriale, regionale, men che se ne voglia, ma nazionale, e quindi anche lì colpisce in modo indiscriminato tutto e tutti. Dove si è fatto del bene non se ne tiene conto, la percentuale altissima di differenziata da noi e il merito dei cittadini nel sacrificio non se ne tiene conto rispetto a chi, cioè veramente nel sud, ma non sanno neanche che cosa sia, cioè basta che uno vive in certe realtà e te ne rendi conto, non da turista ma che le vivi. Che cosa ne pensa a questo riguardo?
È brutto pensare che si va ad incentivare le situazioni e a aggravare le situazioni peggiori. Però qui veramente si sta quasi istigando il cittadino a, in questo caso, evadere sui rifiuti buttandoli in certo. giro. Però attenzione, perché poi è un boomerang. Quindi tu fai il furbo con i tuoi rifiuti, ma poi qualcuno li deve andare a raccogliere e smaltire quei rifiuti comunque. E quello è un costo che ritorna al cittadino. Certo. Quindi attenzione, perché è una furbata che dura poco. È una furbata che dura il tempo in cui poi non saranno caricati altri costi su quella ancora tassa per lo smaltimento di rifiuti che vengono buttati fuori dai contenitori o comunque dai presidi in cui vengono raccolti e poi smaltiti i rifiuti. Certo. Attenzione quindi all'abusivismo, Sì. perché chi evade le tasse, benissimo, e si evadono le tasse e poi ci troviamo che le tasse vengono aumentate. È la stessa cosa, tu butti i rifiuti fuori dagli spazi e poi il conto ti ritorna di nuovo a pagare e anche magari più salato. Ecco, infatti questo è appunto un po' di senso civico. Il senso civico deve prevalere. Deve prevalere. E io direi senso civico anche di chi ci governa, perché a questo punto veramente è un minimo di anche senso logico nei confronti delle persone, perché è inutile che parlino a abbassare le tasse dopo quello che hanno combinato, muovere l'economia quando ormai è ingrippata in modo incredibile. Vabbè, ritorniamo su questi discorsi, pubblicità assolutamente, pochi secondi siamo di nuovo con voi. Allora, parliamo di servizi, direttore, parliamo anche di acqua. Anche qui è una questione abbastanza viscida e scivolosa. È un problema importante che dobbiamo assolutamente affrontare dopo il referendum che c'è stato. Adesso è il momento del riordino del settore e la norma impone che ci sia a livello regionale la costituzione di un'autority, quindi finalmente un'autority che non è romana, ma è un'autority regionale, che controlla come viene gestito e che determina anche qual è il grado di qualità del servizio che deve essere erogato. Quindi adesso si andranno a riformulare quali sono gli ambiti ottimali del servizio, in concomitanza con il fatto che la Regione vuole completare questa grande opera di Veneto Acque, che è il cosiddetto grande tubo che taglia la Regione da nord a sud. Finalmente una cosa anche intelligente, perché si scopre che l'acqua viene a caduta, quindi da nord va verso sud, e che avrà poi due grandi braccia che va a ovest verso est. Ecco, su questa grande struttura si aggregano tutte quante gli operatori che devono poi distribuire l'acqua e garantire la distribuzione dell'acqua su tutto il territorio a tutte quante le famiglie, anche le più disperse sul territorio, perché ci sono grandi città con grande concentrazione di immobili, ma ci sono anche persone che vivono nelle campagne e hanno diritto di avere il servizio idrico. Con il referendum si è parlato di privatizzazione sì, privatizzazioni no, diciamo, l'abbiamo sempre detto, era un referendum comunque sbagliato nella sua impostazione, perché comunque l'acqua è un bene pubblico e nessuno lo può toccare. Sulla gestione è chiaro che diffenderemo la gestione delle aziende
garantiscono il servizio di qualità, cioè quindi le aziende pubbliche ne hanno una conferma nel Veneto in modo particolare. Considerate che nella Toscana, che comunque è notoriamente una regione di centrosinistra, le aziende dell'acqua sono in mano a Caltagirone, che le ha comprate a piene mani, dove la privatizzazione è andata avanti, nessuno ho sentito che si è lamentato perché è andato in mano ai privati. Peccato che comunque nessuno dica che lì in Toscana le tariffe dell'acqua sono aumentate, nonostante che ci sia il privato che le sta gestendo. Però, che invece avrebbe dovuto essere il contrario. Fa il referendum, poi a casa sua ha i privati già operativi e in più con dei servizi che non sono neanche tanto buoni e a tariffe molto più elevate rispetto qui al Veneto. Ecco, dal punto di vista della qualità, un po' perché c'è stata la questione dell'arsenico, abbiamo visto a Viterbo, adesso non mi ricordo dove, comunque nel sud Italia, ma non solo, c'era anche l'acqua di Milano che sembrava non essere tanto per la quale, eccetera. E si è creato un po' di allarmismo, di paura, di dubbio, eccetera. Cosa possiamo dire in una gestione comunque non omogenea nel territorio, quindi ci sono più aziende, però voi ne raggruppate molte, anzi diciamo tutte quelle del Veneto, quindi che cosa può dire a riguardo? Io posso soltanto dire che nel Veneto le aziende pubbliche che gestiscono il servizio idrico hanno al loro interno un laboratorio che opera 24 ore su 24. Quindi sono analisi costanti. E ci sono, nell'arco di 24 ore, ci sono 15 prelievi e 15 analisi che vengono fatte ogni giorno, alle quali bisogna sommare altre 15 o 16 prelievi che vengono fatti dall'ARPAV, quindi da un'altra azienda, da un'altra struttura, e vengono confrontati i dati. Quindi ci sono sostanzialmente nell'arco della giornata ci sono 30 prelievi costanti. Questo livello di prelievi, di controlli chimici sull'acqua non esiste in nessuna azienda, neppure nelle aziende di quelli che vendono l'acqua in bottiglietta, va bene? Perché chi vende l'acqua in bottiglietta non ha questo controllo. Costerebbe anche troppo a un certo punto. È troppo e costa, però garantiamo la salute della gente. È acqua che viene messa nelle tubazioni, che rimane comunque sottoterra e non alla luce del sole, come le bottigliette che tutti quanti comprano, che tutti quanti magari anche compriamo, che vengono esposte al sole, rimangono sui camion, che fanno le traversate di tutto quanto il territorio nazionale e vengono comunque bevute e vengono vendute a prezzi che esorbitanti rispetto a un metro cubo di acqua che noi beviamo e che noi garantiamo con 30 prelievi e 30 analisi giornaliere. Il sapore diverso che può esserci tra un'acqua e l'altra nello stesso territorio regionale è legato a che cosa? Quali sono i parametri rilevanti? Tanti dicono sa di cloro, è un'acqua pesante, è un'acqua più digeribile, più piacevole, insomma c'è una differenza anche nello stesso territorio di Padova e provincia. Sì, i gusti dell'acqua naturalmente dipende da dove la sorgente da dove arriva. Il cloro è quello classico che viene portato come esempio. Purtroppo le aziende che erogano il servizio nelle abitazioni, le aziende che tutti noi conosciamo, Acegas APS, anziché Etra, anziché l'AIM, anziché Verona Acque, ecco, queste aziende sono aziende che hanno e attingono l'acqua dalle stesse fonti dove attingono anche ritorno a dirlo, le aziende che imbottigliano l'acqua, perché poi non è che vanno in cerca di altre, no, sono addirittura su stessi filoni d'acqua,
Anche nell'Alta Padovana c'è una grande azienda ormai diventata multinazionale, che non è neanche più italiana, che attinge acqua dalla stessa fonte dove attinge l'acqua l'azienda nostra. Bene, loro possono imbottigliare l'acqua così com'è. Le nostre aziende, nel momento in cui la mettono dentro le tubazioni, quindi rimane sottoterra, certo, bene, devono fare l'aggiunta di cloro. Questa qui è un'aberrazione normativa, vuol dire che qualcuno ha una lobby che è più forte della nostra e lo riconosciamo. Ai ai ai, quindi loro non aggiungono la stessa acqua, non aggiungono la stessa identica acqua, la stessa fonte, lo stesso filone d'acqua, e stiamo parlando dell'Alta Padovana, non facciamo nomi perché tanto la pubblicità loro se la fanno già che basta e avanza, eppure loro possono imbottigliare l'acqua che poi, ripeto, viene messa nelle bottiglie di plastica. Le bottiglie di plastica rimangono anche fuori al sole, esposta ai venti e al caldo, non importa, ma viene venduta così. Le nostre aziende devono metterci l'aggiunta di cloro e poi, ahimè, l'acqua ha quel sapore lì. C'è un trucco comunque per chi vuole bere l'acqua del rubinetto, cosiddetta l'acqua del sindaco, anche se sa di cloro. Se voi la mettete in una caraffa, l'acqua, e la mettete in frigorifero, aperta, la caraffa aperta, la mettete alla sera, al mattino voi trovate l'acqua che non ha più alcun odore, perché il cloro evapora, e quindi voi vi trovate l'acqua completamente genuina, classica, come è venuta fuori dalla fonte. È un piccolo trucco, non costa niente, anzi ha un risparmiate di comprare le bottiglie d'acqua. E di avere rifiuto plastica, che poi andrà a gravare su tutta la cosa e pagate anche meno tasse. Perché si paga anche quello, perfetto. Certo. Allora, grazie mille Nicola Mazzaneto, noi siamo giunti al termine. Dobbiamo aspettarci qualche cos'altro, io glielo chiedo prima di lasciarla andare, perché ogni tanto arrivano le bombe dell'ultimo. Qualche altra cosa che sta per esplodere? Spero di portarvi la buona notizia che, ritornando al settore di trasporti, che attendiamo il deposito della sentenza del TAR, che farà mettere alla Regione Veneto 30 milioni di euro nel bilancio della Regione, e che questi 30 milioni ritornino alle aziende, e poi lentamente ritorneremo a avere le aziende che daranno un servizio più adeguato, e magari, se riusciamo, anche a ritornare ai livelli dei biglietti e degli abbonamenti più abbordabili. Spero tanto, mi dispiace per chi deve gestire il bilancio regionale, ma quei 30 milioni ci spettano, li vogliamo portare nelle nostre aziende, che poi vengono riversati in tutti quanti voi cittadini che utilizzate il mezzo pubblico. Perfetto. Allora, con questo auspicio, su cui dopo vedremo con la Regione come potrà arrangiarsi diversamente, ma non è un problema che ci riguarda direttamente, però riguarda invece molti cittadini, il fatto che il servizio possa essere efficiente, perché uno paga un quid in più, però l'importante è che questo servizio ci sia, perché altrimenti pagare un biglietto in più, però le corse sono ogni mezz'ora, 40 minuti, eccetera, è paradossale. Io la ringrazio veramente, sono stati diversi temi che abbiamo approfondito, ma era importante anche per voi, perché effettivamente quando arrivano delle notizie del genere creano tanta confusione, rabbia, e la rabbia sta salendo, per cui bisogna capire anche chi si muove in un verso, chi nell'altro, che cosa si sta facendo. Quindi grazie a Nicola Mazzaneto, direttore Confservizi Veneto, grazie naturalmente a voi di averci seguito, appuntamento come sempre a domani, grazie.